Quel referendum non nasce dal nulla, nasce da una consapevolezza, tra l'altro supportata anche da tanti interventi legislativi. Penso ai fondi di confine, penso ai fondi Letta, che sono fondi che cercano di intervenire sul riequilibrio socio-economico, ma nascono anche da una cultura, quella bellunese, che è una cultura della destra. A campagna elettorale oramai avviata non si guarda in faccia a nessuno, nemmeno gli alleati di governo. È la più diffusa chiave di lettura dell'intervento di mercoledì scorso nell'Aula del Senato di Luca De Carlo, che dichiarando il sostegno all'avvio delle preintese per l'autonomia del Veneto e delle regioni che ne hanno fatto richiesta, ha riaperto a sorpresa il cassetto in cui da quasi 9 anni giace la volontà dei bellunesi. Dato ormai per perso, il referendum del 22 ottobre 2017, accolto con un plebiscito dagli elettori, chiedeva la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la provincia di Belluno, in quanto territorio interamente montano. Bulgaro il risultato, vicino al 98%, superiore a quello espresso per l'autonomia del Veneto. Credo che il mio intervento sia stato nell'ottica di accendere veramente un faro su questo territorio nel dire: guardate, sì, importante l'autonomia differenziata, ma c'è anche la specificità di Belluno, che tra l'altro è sancita con una legge, la 25 del 2014, credo che debbano tenerne conto, ma credo che lo sappiano e se dovessero mai dimenticarselo, insomma, Luca c'è. Fino a mercoledì scorso, forse i più ignoravano che il percorso per la costruzione di una regione dolomitica nacque a cavallo tra gli anni 60 e 70 e la primogenitura rivendicata in aula da De Carlo fu del Movimento Sociale Italiano, all'epoca guidato da Giorgio Almirante a livello nazionale, da Guido De Zordo nel bellunese. Era il 72 quando formularono una proposta, ma iniziarono a parlarne i ragazzi del Fronte della Gioventù nel 1968, in epoca nel quale si discuteva di regioni e nel quale l'MSI aveva una posizione critica nei confronti delle regioni e diceva già allora che una provincia incastonata tra due realtà come quella friulana e quella altoatesina dovesse avere una specificità diversa, e quindi loro proposero per la provincia la regione dolomitica. De Carlo l'ha ricordato questo percorso in aula. Erano dei baldi ragazzi che, anziché occuparsi di nostalgie, si occuparono di cose concrete per i bellunesi, ha detto, citandoli uno ad uno: De Zordo, De Mattei ed altri. A dimostrazione di come quella straordinaria opportunità che sarebbe l'autonomia e la specificità non ha le radici in movimenti recenti, ma affonda proprio in quella destra storica che da sempre è stata culla di pensiero, non solamente di politica a Belluno.